il Mose deve riempire di orgoglio ogni italiano, perché è l'opera tecnologicamente più innovativa e avanzata di tutto il mondo. Ovviamente nel campo idraulico parlo, e tutto il mondo sta venendo a imparare qui a Venezia come gestire problemi simili, perfino negli Stati Uniti. Quindi ci deve riempire d'orgoglio. Dopodiché è un problema risolto. Ormai si è deciso, si fa, siamo al 60% della realizzazione e quindi non è un problema politico, i politici devono scegliere, hanno scelto, adesso devono controllare che quelli che hanno avuto i lavori li eseguano. Mi pare che questo si stia realizzando rispettando i tempi. Le opportunità sono immense, perché non si tratta nel futuro soltanto di schiacciare un bottone, ma si tratta di gestire un sistema idraulico complessissimo e di dare l'opportunità a scienziati di tutto il mondo di venire qui a imparare e anche a insegnarci. Quindi è un qualcosa di assolutamente formidabile, qualcosa che mette tranquilli tutti i veneziani e tutto il mondo che ha un minimo di sensibilità dal rischio di una tragedia come quella del 66.